Sì, siamo tornati in onda. Siamo tornati in onda e siamo tornati in onda. Allora, no, c'era stata la provocazione così, però dopo andiamo fuori tema. No, Zanetti, alla luce di questa situazione che si è venuta un po' a delineare, nella legge di stabilità, perché volevo anche entrare un po' nel merito, quanto viene dato effettivamente? Abbiamo visto 2% bassissimo, quindi prospettive. Questa è la spesa per investimenti. Però per gli imprenditori, per i liberi professionisti, per tutti coloro che operano nel nostro paese, che prospettive ci sono? Finora abbiamo parlato, cioè si parla nei media nazionali sempre delle solite cose, i famosi 3.000 euro, che giustamente il Presidente ha dato delle osservazioni di 2 o 3 cose, ma ci sono tanti altri aspetti di cui lei ha conoscenza che forse sono rilevanti. Rispetto a questa legge di stabilità... Anche perché se non sforiamo un pochettino sì, no, con la legge... Rispetto alla legge di stabilità io credo che vadano evidenziati solo 2 aspetti, cercherò di essere veramente telegrafico. C'è un importante problema che credo verrà sottolineato a breve anche dagli organi di stampa più attenti, a cominciare da Sole 24 Ore, che comunque mancano coperture per quasi 18 miliardi di euro. E cosa implica questo? Perché lei lo diceva implica che io sto ipotizzando di avere delle risorse e le ho a debito, no? E siccome o addirittura non le ho, non c'è copertura. Allora, siccome una parte di questi 17,7 miliardi di mancanze di coperture impatta direttamente con il fatto che il 1° gennaio abbiamo l'IVA, che se non abbiamo un pareggio di bilancio scatta di 2 punti l'IVA con tutti gli effetti economici, capisce che non è uno scherzo. Quindi noi se non troviamo questa copertura ci scatta l'IVA? Esattamente, o altro. Poi guardiamo anche la questione... Altro per sarebbe? esempio, altro sono le tasse. Facciamo un esempio molto banale. Ci hanno raccontato che, e così sarà, che i possessori della prima casa non pagheranno più l'imposta sulla prima casa, la tassa sulla prima casa, né l'IMU né la tassa. Benissimo. Però all'interno sempre di quella legge di stabilità si dice che 8 regioni sull'ammontare complessivo che hanno dei bilanci piuttosto malconci possono tranquillamente aumentare le loro tassazioni locali. Ma se Renzi ha detto che le regioni non possono... Renzi ha detto, io leggo la legge di stabilità e sempre in quella legge di stabilità c'è scritto che i comuni in dissesto economico, vi ricordo che sono 572 su 8.000, possono intervenire con un aumento importante della tassazione perché sono grandi. Possono toccare l'aliquota. Bravissimo. Quindi se da un lato si dice che questa è una volta si chiamava finanziaria, no? Che avrà la valenza di togliere la tassa sulla prima casa, di ridurre le imposte alle imprese, eccetera, sarà espansiva, è espansiva fino a un certo punto perché poi non fa investimenti, 2%. Ha una mancata copertura. Alle regioni sono 8 che hanno bilanci con grande affanno, gli si dice tranquillamente tu puoi aumentare la tassazione, quindi se da una parte ti tolgo la tassa sulla prima casa però poi te la faccio pagare sotto un'altra vece o con l'addizionale IRPEF e quant'altro, allora io direi che bene chiamare le cose con il loro nome. E questo è, insomma, voglio dire, è l'apprendista stregone che abbiamo, insomma, mi si passa il termine. Per le imprese c'è qualche altra sorpresina? Per le imprese sicuramente c'è l'aspetto positivo che per coloro che investono c'è una diminuzione della tassazione e anche per coloro che assumono c'è un vantaggio rispetto al pagamento fiscale dei contributi al lavoratore assunto, quindi c'è una diminuzione, questo sicuramente sì. Però siamo sempre, come dire, ai minimi termini e poi penso insomma che il dottore fiscalista commercialista su questo possa come dire, venirmi in soccorso. Ma a fronte di una spending review non attuata. A fronte di una spending review che vorrei ricordare non è attuata, o meglio è attuata sempre sui soliti rami dell'albero, perché per esempio sul personale, no? Do un dato anche qui, dal 2008 ad oggi il personale delle pubbliche amministrazioni, generale pubbliche amministrazioni, 3.200.000 dipendenti, sanità, scuole, ministeri, regioni, enti locali, comuni, insomma tutto quello che è pubblica amministrazione, ha avuto una diminuzione di personale di 326.000 unità e poco di più. Questi sono dati sempre acclarati dalla Ragioneria Generale dello Stato. La riduzione sul costo del personale è stata di 8 miliardi di euro e d'altronde il mancato rinnovo contrattuale del 2008, sancito peraltro dalla Corte Costituzionale, è un elemento insomma, sul quale non possiamo dire non è così. Eppure nonostante questo la spesa pubblica rispetto alla gestione di queste, chiamiamole aziende pubbliche impropriamente, aumenta. Allora delle due l'una, se il costo per personale diminuisce in maniera significativa, come mai il costo complessivo continua ad aumentare? La spesa corrente sia a discapito di spese di conto capitale per lo sviluppo. Esattamente, allora questo da un lato ha a che fare con una spending review che è stata fatta poco, è stata fatta male ed è stata fatta con tagli lineari. Che la spending review deve essere applicata
applicata a sua volta poi. Certo. Vedi regioni, allora, è una legge nazionale, la quale poi la devono attuare e pertanto, vedi Regione Sicilia, tanto per dirne una che era fallita, non hanno deliberato l'attuazione della spending review. E pertanto, allora, o è una legge nazionale che è d'impero e ti dico, ti impongo... Il solito discorso dei capponi che fanno allora, ecco perché la diversità, parlavamo politica e poi burocrazia, non dico che sia la stessa cosa, ma sono due binari diversi. Questo è fondamentale, no? C'è poco coraggio secondo me in questa manovra di bilancio, c'è poco coraggio, è ben reclamizzata con bellissime slide, ma c'è poco coraggio perché se c'era maggior coraggio si cominciava a mettere le mani dove ci sono i veri sprechi. Penso alle partecipate che sono ma ne penso una, ma ve ne potrei dire altre. Penso al centrale unica di acquisto. Non tutte le amministrazioni sono ancora vincolate all'acquisto presso Consip. Una risma di carta che io, Ministero dell'Economia, compro con Consip mi costa tot. Se la compro fuori dal regime di convenzione con Consip mi costa 3 volte di più. Quindi gli risparmi ci possono essere, voglio dire. È sicuro che lei non è della CGIL? No, io sono uno intanto che ragiona con la propria testa. Perché questo credo faccia mi sempre sembra la differenza. Abbastanza... Dopo, rispetto a questa cosa, penso che questo governo, voglio dire, insomma, sono 20 mesi, 18 mesi, non ricordo, per me comunque troppo. Ad ogni buon conto mi sembra che non abbia fatto così bene come viene reclamizzato il prodotto, ma se avesse fatto così bene, credo che non ci sarebbe così tanto malcontento, perché al di là la ripresa, la vogliamo anche vedere, costo delle materie prime, petrolio, costo dell'energia, un costo delle materie prime diminuito in maniera significativa. E lei sarebbe da lì insomma qualcosa è successo. Nucleare? Prego? Per l'energia nucleare, no? No. No, ma non divaghiamo, faremo di altra Presidente, prima Bortolami perché raggiungeva qualcosa come fiscalista. No, come fiscalista, stavamo parlando anche poco prima, no? Che secondo me hanno fatto un po', non dico un copia e incolla, ma poco ci manca, nel senso che hanno prorogato delle agevolazioni, vedi la rideterminazione, rivalutazione terreni, quote societarie eccetera, piuttosto che il bonus sull'edilizia che può stare anche bene. Era buono quello. Sì, assolutamente, e piuttosto che altre cose che hanno prorogato, nulla, parlo fiscalmente, poi se dopo andiamo a vedere altri ambiti, spending review, quello che è amministrazione pubblica, lì lascio parlare per più di competenza, ma fiscalmente addirittura vogliono portare il taglio dell'IRES, che è l'imposta sulle società per azioni, dal 27,50 al 24%. No, attenzione, dal 27,50 al 24%. 3,5 punti. Sono... Se noi ci pensiamo, è l'IRAP che salta fuori. L'IRAP perché non la tolgono? È un'imposta che è già stata dalla Corte Costituzionale Europea incostituzionale e illegittima. Cosa aspettiamo? Io pago sui dipendenti l'IRAP, anche che la stanno riducendo sempre di più, per farvi capire ma non era anche che... addirittura incostituzionale. Sì, è illegittima dalla legge europea, è chiaro. Parlamento europeo. Allora, quello che volevo dire, fanno questa legge di stabilità e giustamente poi mancano però, perché qui stanno tagliando, da quello che io visto fiscalmente, tra agevolazioni e tagli, logicamente ci saranno meno entrate, ma le entrate devono essere in un bilancio di famiglia contropartite dalle... le uscite dalle entrate. Okay? Pertanto, se mancano 18 miliardi di euro, sì, vabbè, quasi 17-18, aumenteranno l'IVA. L'operazione secondo me più sensata è ridurre i costi o gli sprechi, perché questi 17 devono essere coperti da qualcosa, o aumenteranno cosa? Se mi diminuiscono le tasse da un lato, le imposte, me le aumentano dove? È qua che io resto un po' basito, non vorrei mai che l'aumento fosse regioni, comuni, con le addizionali che possono mettere l'aliquota che vogliono per coprire IMU, Tasi, pertanto ecco, non c'è un abbassamento di nulla. Ma Bortolami, però mi tocca fare la difesa del governo, in questo momento viene anche difficile, almeno però uno. Voglio dire, ma ci sarà pure qualcosa di positivo in questa manovra? Cioè lei parlava prima che comunque c'erano delle iniziative interessanti. Volevo sapere quanto dura la trasmissione. Perché ahimè ne ha tante da dire, no? No, nel senso che non posso ci devo pensare pensare che una manovra così complessa non abbia delle cose
No, cioè, gli diamo il tempo di pensare un secondo. Io poi passare la parola al Presidente, ci penso. Ci pensate tutti quanti. Lei, Presidente, voi avete lottato strenuamente per questo discorso dell'IVA, perché sennò avete detto giustamente ammazza l'economia che è in ripresa. Se qua non abbiamo la copertura, lo dice Zanetti, l'ha fatto il calcolo il nostro fiscalista, torniamo al punto a capo, cioè ci arriva questo aumento dell'IVA, perché le cose le fa l'Europa, non le fa l'Italia. Adesso sentiamo cosa ci dice poi di questa. Cosa ne dite? Cioè, se arriva sta batosta qua di cui non si vuole parlare, che però tutti hanno paura. Sì, le cose le fa l'Europa, ma non è che le fa sua sponte, le fa l'Europa perché l'Italia prima ha detto faccio questo, per cui fidati. Sì. Questa storia dell'IVA va forse chiarita ulteriormente. Nel 2016 l'IVA non verrà aumentata, anche se gli impegni assunti dall'Italia avrebbero dovuto dimostrare che c'era stata una riduzione di spesa pubblica e solo di quella, perché con quello avevano controbilanciato l'IVA. Esatto. Che invece non c'è stata, non è stata cancellata, è stata 2017. sterilizzata, così la chiamano tecnicamente, e cioè nel 2016 non viene applicata, verrà applicata nel 2017, dove ce n'era già un'altra quota prevista dalle stesse regole, giusto? Esattamente, nel caso in cui durante l'arco del 2016 non ci fossero state le correzioni sulla spesa pubblica che erano state date come garanzia all'epoca per farsi approvare. O il PIL, o l'aumento del PIL che ti permette delle entrate. Questo è il meccanismo. Però anche questo è un dettaglio, ed è uno dei dettagli purtroppo... voglio dire, è uno degli elementi che rendono questa legge di stabilità meno gradevole, meno positiva di quanto avrebbe potuto essere per altri versi. Perché questo è un giochino che sembra un imbroglio e un governo non dovrebbe fare queste cose qua. Altre cose sono molto discutibili, perché per esempio dire che l'innalzamento della somma che si può pagare in contanti a 3.000 euro è una semplificazione sull'uso del denaro, mi sembra insomma che sia una cosa un po' così. Un'altra è l'IRES. Questa è una nazione nella quale la piccola e media impresa fa il 90% della gente che lavora, e noi andiamo a abbassare le tasse sugli utili delle SPA che non ne avevano bisogno, anche perché hanno tutta una serie di meccanismi legittimi di sostanziale elusione che consentono loro di andare a recuperarle ste robe qua. Cioè, manca coraggio, è vero, avrebbero dovuto essere molto più coraggiosi mettendo mano a tante cose, e quindi un altro degli elementi secondo noi, ed è una cosa sulla quale noi proprio qua da Padova faremo una grande battaglia in futuro. Pensano addirittura di fare uno statuto dei lavoratori autonomi. Noi in Italia abbiamo uno statuto dei lavoratori e c'è qualcuno che vorrebbe fare uno statuto degli imprenditori. E invece queste due cose qua sono legate all'ideologia degli anni 50. Non c'è uno statuto del lavoro, che è un'altra cosa, non una categoria contro l'altra, ma lo statuto del lavoro. E quello che noi andremo a dimostrare è che un lavoratore che fa esattamente lo stesso lavoro in due ambiti diversi ha trattamenti parecchio diversi. Ma l'individuo è uno, ha figli, mogli, paga le tasse, vive, va a scuola, tutte le cose che sono così. Questa è una stortura che ha creato all'epoca uno spazio di condizionamento e di interposizione per gruppi di potere che sono il corrispettivo degli alti burocrati, dei politici che non fanno il loro lavoro, e avanti così. Quindi secondo noi c'è una sostanziale, diciamo, c'è una mancanza di coraggio in questa legge, però alla fine, se non altro, qualcosa in 20 mesi hanno fatto e stanno continuando a fare. E questo fa sì che ci sia un sentire abbastanza generalizzato, ma non ancora tanto, e forse anche molto differenziato per età, che ci aiuterà magari ad affrontare meglio queste cose. Perché altro dato che sentivo oggi,
da oggi le persone che sono relativamente soddisfatte della propria situazione economica è più alto di quelle che non lo sono. L'anno scorso era il contrario. Quindi questo è un altro di quei segnali che noi non cogliamo ma che c'è. E un'altra cosa anche importante per il futuro, anche se manca una visione generale, è che fra i più giovani, circa l'83% degli intervistati, ma non le interviste quelle fatte, dice che si immagina un futuro non di lavoro fisso, ma di opportunità crescenti per trovare impieghi e possibilità di esprimersi in luoghi diversi con retribuzioni commisurate a quello che saprà fare. Infatti... E queste cose qua non sono di nuovo banali. E qua il discorso della visione. È vero che bisognerebbe avere una visione, ma bisogna anche avere gli occhiali giusti per vedere ciò che sta succedendo in questo momento e cogliere tutto il buono e invece sottolineare con grande energia, ma con altrettanta energia chiedere che venga modificato quello che buono non è. Ma ognuno ha un po' di strumenti. Certo. No, ma è che noi dopo è anche comodo a un certo punto dire beh, ma io non posso. Beh, insomma, devo provare a fare tutto quello che è possibile fare. Associazioni che hanno un ruolo importantissimo. Sì, prego. Velocemente, infatti, sta cambiando il mondo del lavoro, questo si è capito già negli anni passati che hanno modificato quelle leggi, adesso ancora di più. Infatti c'è un mondo, che diceva prima, che non è più di lavoro dipendente, subordinato, ma un mondo di lavoratori autonomi o collaboratori autonomi, cioè diciamo indipendenti, tra virgolette, che si parla di cifre di 150.000, di cui 800.000 lavoratori che diventano autonomi. Cioè sono cifre spaventose. Se voi ci pensiamo, 150.000 partite IVA sostanzialmente, minime ma partite IVA, e infatti vogliono brevemente dare delle misure che sono già in vigore, però vogliono ampliarle, e quelle già in vigore non c'è lo stop delle collaborazioni a progetto, ok, ma sono quelle co restano. Non ci sono più gli associati in partecipazione al lavoro, che era una cosa un po' strana, permessi per maternità eccetera, ma quelli che stanno ritardati i pagamenti, per cui anche loro avranno delle agevolazioni se non vengono pagati, poi appalti pubblici che possono partecipare, controversi di lavoro che anche loro possono far parte delle cose, e maternità e congedi, perché tutte queste categorie, il vecchio co a progetto, ora co eccetera, non avevano tutele, però pagano il 27% di INPS all'anno, che l'hanno stoppato fino al 2016, ma era partito al 15%. Siamo arrivati negli ultimi anni al 27% e non riceveranno di niente. Ecco, allora dico, il 27% di pagare in un reddito di 10.000 sono 2.700 euro, questo è il concetto. È in debito della mia risposta lei ancora. Esatto, sì, dopo vediamo alla fine io magari. Forse non so, dopo ci penso poi. Avvocato Marton, doveva aggiungere qualcosa su questa proposito? Volevo dire, rispetto a questa ripartenza dalla crisi, che speriamo finalmente di essere usciti, ultimamente nell'ultimo anno si è visto finalmente i giovani italiani hanno ricominciato a depositare marchi e brevetti, che sono un forte livello indicativo dell'azienda, di idee, di progetti, di innovazioni che vogliono fare. Fino al 2012 non si depositava più nulla, non si depositavano né modelli, uno stallo totale, non si depositavano né modelli ornamentali, né si depositavano proprio dati nazionali, dottoressa, dati nazionali, sì. Anche ultimamente ci sono delle piccole realtà anche locali che si sono anche rivolte al mio studio di chi ha depositato un marchio per delle idee che francamente nella realtà comune non mi viene neanche in mente di pensare. Ad esempio hanno aperto uno spazio per giochi di vecchio stampo, tipo il flipper, quelle cose che non si vedono più. Hanno depositato il marchio, fanno queste imprese che sono diverse rispetto all'economia che fino all'altro giorno un modo diverso di fare economia, di fare impresa. Decisamente, e sono tutte persone giovani, tutte sotto i 30 anni. Tutte sotto i 30 anni, quindi questo sicuramente... Maschi o femmine? Misto. Maschi. Tanti maschi. Intraprendenti. Torniamo su questi temi, da sentire anche Zara, poi stavo meditando su questa nuova economia, per cui lo sentiamo, e anche il nostro broker assicurativo. No, trovo fortemente interessante quello che diceva la... No, ma infatti le do la parola subito, un attimo solo, pubblicità, e dopo do la parola anche a voi due, tra poco.